voci che vengono da molto lontano, attraversati secoli e silenzi, ci raggiunge il loro canto misterioso di solitarie creature. Il suo segreto è così antico eppure così tuo che ascoltandolo sembra di vederti in uno specchio. Oggi, come ieri, sai che questo è lo specchio della memoria. Un 19 di agosto molto particolare. Intanto bentrovati a tutti quanti voi, bentrovati alle signore, bentrovati ai signori che scelgono, ma sul serio, scelgono di essere qua a Ploaghe per vivere questi momenti, queste serate particolari, perché le serate di Sardigna Eras sono particolari perché hanno un qualcosa che aleggia su questo festival inventato da Piero Conco ormai 12 anni fa. 12 anni fa. E la cosa che aleggia è l'incontro tra persone, umanità, che magari sino a 5 minuti prima non si sono mai incontrate e che un attimo dopo diventano umanità che si conoscono da sempre. Questa è veramente la magia di Sardigna Eras che si ripete da 12 anni. E oggi a vivere con noi, con Sugoro di Biaghe, con Ploaghe intera, con i fraticelli di Sant'Antonio che ormai da sempre ci fanno compagnia e vegliano su di noi, c'è anche una persona della quale avete sentito la voce, ma una voce famosa, è una voce inconfondibile, la voce che ormai da tanti anni accompagna, ma rende vive le altre umanità che sono quelle delle associazioni folcloristiche, dei cori, della cultura di Sardegna che lui con la sua arte, con la sua grande cultura ha contribuito a rendere grande. È un piacere averlo come ospite, che però sarà un ospite molto particolare, avere Ottavio Nieddu. Grazie Tonino, tu sei sempre molto generoso. Buonasera a tutti, che piacere. Io sono molto felice, devo dire, e ti ringrazio Tonino, ringrazio Piero per avermi anche, come dire, permesso di entrare in punta di piedi in questo progetto che ha, come ha detto Tonino, una lunga storia ben consolidata, le radici che ormai hanno preso e sono entrate in profondità in questo territorio e raccontano di volta in volta delle cose importanti del nostro patrimonio musicale, della nostra conoscenza. E quindi sono molto felice. Io stasera avrò modo di documentare alcune cose che succederanno su questo spazio così magico, così suggestivo e affascinante. Quindi sono molto lieto e ti ringrazio molto, ringrazio tutti voi per avermi voluto coinvolgere. Quindi io sarò proprio in punta di piedi e cercherò insomma di non disturbare e non invadere troppo il tuo territorio. No, non è questione di invadere, caro Ottavio, è semplicemente che chi non vive l'esperienza di Sardigna Eras credo che non potrà mai capire veramente la magia che regna e che vive in questo posto. Basta soltanto una volta di essere stati qua a Ploaghe per innamorarsene. È come se qua ci fosse la Giulietta, cioè sei proprio poi obbligato a venire qua e toccare il seno, perché significa che ti sei veramente innamorato di questo posto straordinario, un luogo che affascina, è un luogo che incanta e te ne accorgerai nel corso della serata. Intanto grazie a te,
ma non sono parole di circostanza, no, perché altrimenti, però grazie a te per quello che è da ormai tanti anni. Non diciamolo, non andiamo oltre, stai facendo per tutti quanti noi, tu sei veramente un libro aperto dal quale ogni tanto noi leggiamo una pagina e questa pagina ci arricchisce parecchio. Grazie veramente Ottavio per quello che stai facendo. Grazie infinite. So che tra l'altro il tema che voi affrontate stasera è molto importante. È un tema importante, se vogliamo iniziare a ragionarne. Come vuoi tu, sei tu che guidi. No, su questo ti lascio immediatamente, perché stiamo parlando anche e parleremo questa sera di artisti che hanno messo su disco, su vinile, forse quelli che avevano una certa età, ma su CD oppure su quelle piattaforme che oggi la modernità e il vivere la nostra contemporaneità ci permette, mettono su la loro arte. È un'arte che vola, che va oltre la nostra terra di Sardegna e che si fa conoscere. E allora il problema è anche questo: cosa ci porta, cosa ci comporta. È meglio mantenere le nostre tradizioni qua da noi oppure farle conoscere in tutta la loro complessità, perché noi sardi siamo molto complessi. Sì, è vero, però il tema del fissare, tu hai detto che ovviamente il canto è libero ed è nell'aria, la tradizione viene trasmessa idealmente e anche direttamente, ma è importante fissare tutto questo in supporti che rimangono e che fanno memoria e memoriale, che permettono alle generazioni che seguono di potersi arricchire di una conoscenza di un passato che serve non per replicare, non per rifare, non, per riproporre sterilmente ciò che hanno ascoltato, ma per nutrirsi e, rileggere quelle sonorità, quelle note che nel tempo le generazioni che ci hanno preceduto hanno suonato, hanno cantato, hanno offerto alle proprie comunità del tempo. Ed ecco l'importanza di fissare tutto questo in supporti. Oggi abbiamo una grande fortuna, e tu lo accennavi, quello del fatto che questo valore immateriale, il canto, la musica sono valori immateriali, non si possono toccare. E oggi viaggiano in un sistema fluido, liquido, non c'è più il supporto discografico, non c'è più il nastro magnetico, il supporto in vinile o il CD. Ci sono sistemi liquidi che ci permettono di arrivare ovunque e noi adesso credo che abbiamo anche il dovere, io lo sto facendo da tempo grazie anche alla Fondazione di Sardegna che ha sostenuto un progetto di rivalutazione dei suoni della memoria, di riportare e poter far fluire alle nuove generazioni di tutto quel patrimonio discografico che dalla prima metà del Novecento fino ai giorni nostri o fino a quando esistevano i supporti analogici sono stati impressionati su dischi e su nastri. Noi abbiamo tentato di digitalizzarli, di renderli fruibili alle nuove generazioni e questo secondo me è l'impegno che noi dobbiamo avere, ciascuno di noi deve avere questo impegno per poter dare la possibilità di nutrirsi anche alle giovani generazioni, anche quelli che cominciano oggi a cantare, per poter avere conoscenza. Avere memoria significa avere ricchezza e poter esprimere con la sua personale capacità artistica il suo nuovo modo di vedere la musica, ma deve conoscerla e noi lo dobbiamo aiutare in questo senso. Parole che rimarranno scolpite, credo, in questo arco di tempo che sono i 12 anni di Sardegna Eras. Condivido appieno le tue parole e per mantenere vive queste tue parole vorrei subito chiamare qua sul palco coloro che da 20 anni, perché Sugoro di Biaghe quest'anno, giusto perché le scadenze vanno rispettate e i compleanni vanno anche festeggiati, ma loro sono talmente, come dire, molto, molto semplici che non amano i festeggiamenti di questo tipo, però nel 2003, nel dicembre del 2003, si formò l'associazione del Sugoro di Biaghe e quindi se i conti alla fine tornano, quest'anno sono 20 anni che l'associazione Sugoro di Biaghe vive e crea queste situazioni. Ho il piacere, assieme ad Ottavio, di chiamare qua sul palco gli amici più cari e più intimi del Sugoro di Biaghe. Il coro è l'amicizia stessa dei suoni.
non esiste l'individuo, esiste il noi, esiste l'insieme, esiste la condivisione, esiste l'amicizia delle voci. La bellezza del coro è questa. La bellezza del coro è questa, la bellezza del coro è che 20 anni fa un direttore artistico che io chiamo con la D maiuscola e con la A maiuscola, che risponde al nome di Piero Concu, prese in mano questi ragazzi. Ce ne sono altri che non ci sono più, ai quali va doverosamente il nostro pensiero e il nostro saluto, e che hanno reso grande, veramente grande, la storia del Sugoro di Biaghe. È sempre bello chiamare quello che chiamo il mio fratellone, che mi dà i consigli, che mi chiama alle 10:30 di notte svegliandomi per dirmi: sai, la parola d'ordine di domani è questa, leggi la parola d'ordine e ci devi ragionare, ci devi lavorare tutta la notte. Signori e signore, Piero Concu. Intanto tanti auguri per i vostri 20 anni. Volevo anche chiamare, ma prima di chiamarlo volevo fare un mio semplice pensiero, perché la comunità di Poloaghe ha vissuto nei giorni scorsi un momento di particolare tristezza legata al fatto che un bambino è diventato un angelo, e quindi semplicemente salutare Chris, salutarli veramente dal profondo del cuore e salutare i suoi genitori. Sebastiano Luio, presidente ormai da quanti anni, Sebastiano? Quasi 10. E volevo anche dire ad Ottavio che è sempre bello che io mi presto a fargli d'asta umana, perché dare il microfono è una delle cose più belle che Sardegna Era mi propone. Caro Presidente, ancora eccoci qua, 12 anni di Sardegna Eras, ma soprattutto 20 anni di Sugoro. Permetti che lo faccia io. Che bello Ottavio Nieto che farà l'asta umana, è straordinario. Le riprese devono essere tutte per Ottavio. Come asta sono più idoneo io, solo per quello. 20 anni di Sugoro di Biaghe. 20 anni di coro, come si dice, sembra ieri, però sono passati 20 anni. 12 anni di Sardegna Eras. L'anno scorso abbiamo ripreso dopo la pandemia, che ci aveva tutti un po' fatti abituare a avere la scusa per non impegnarci. Il coro invece è voluto subito ripartire, spronato anche dall'amministrazione comunale, in particolar modo da Elvira, che è l'assessore appunto che si occupa dello spettacolo. E siamo arrivati alla 12ª edizione. Come dicevate voi, abbiamo dei coristi nuovi, altri hanno preso altre strade, altri sono venuti a mancare, ma il coro continua ad andare avanti. E niente, in questo periodo anch'io sto vivendo un periodo molto, insomma, con sentimenti molto contrastanti, però come dicevano, lo spettacolo deve continuare, e finché si tratta di spettacoli che fanno cultura devono assolutamente continuare. Quindi niente, io ringrazio tutti voi che siete qui presenti, naturalmente chi ci supporta da sempre, e basta, vi auguro una buona serata. Grazie Sebastiano. Naturalmente, ricordando Sebastiano, voglio anche citare gli storici presidenti del Sugoro di Biaghe che hanno accompagnato la vita del Sugoro di Biaghe, dal primo grande presidente che è Rino Fois, che vedo qua davanti e che saluto calorosamente, a Gianni Sanna che che è succeduto a Rino, e poi naturalmente a Sebastiano. Ecco, perché me ne dimentico sempre. No, non mi guardare così male, Piero Co. Avantieri è iniziato l'anteprima delle Sardegna Eras con un concerto di Santa Fe, ma soprattutto con l'esposizione artistiche di straordinari artisti che sono Antonio Sanna, che sono Nico Salis, Giovanna Casiddu, che è una modista, Giambattista Langasco e Roberto Massidda. Poi avremo modo di presentarveli anche dopo
Però vorrei che fosse Ottavio a presentare Sugoro de Biaghe, perché ne sarei felice, perché dopo 20 anni uno ci fa l'abitudine, invece non ci deve fare l'abitudine. Va bene, io non so i titoli dei brani perché non me li hai Neanche io. Però è importante questo, cioè al di là del contenuto poetico, quello che noi vivremo attraverso la guida del maestro Piero Conco, che spesso, come dire, lavora proprio per creare, per modellare queste armonie e melodie intorno alle singole espressioni vocali di ciascuno dei coristi. Ecco che lì nasce il noi, nasce il coro. E allora sarà bello entrare in questa dinamica suggestiva dell'armonia e ascoltare però attentamente come queste armonie producono la poesia. E allora entreremo anche nella conoscenza di quei testi poetici che diventano canto, diventano emozioni e che ci coinvolgono e ci permetteranno, insomma, di vivere questa prima parte di questo nostro incontro nel modo più bello e più tenero possibile. Allora, Piero, i brani? Dunque, buonasera intanto. Eseguiremo 2 brani. Il primo sarà Faedda Terra Mia, un brano il cui testo è del nostro caro amico Antonio Strinda, la musica è modestamente la mia. Il secondo brano si chiama Tre Baianas, il titolo dice tutto. Il testo è di un ploaghese Salis, Nanni Salis, e anche in questo caso la musica è modestamente la mia. Buon divertimento. Grazie, c'è molta modestia naturalmente in Piero Conco, ma è una modestia riposta male, per cui merita palcoscenici assolutamente importanti. Sugoro de Biaghe, ancora tanti cari auguri per i vostri 20 anni. A 100 anni da va, come dicono a Sassari. Sì, infatti che i due che si dilettavano.
Trick-e-track, 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 tre baianas, trick-e-track, tre baianas. Ad essere intraviosas, Vito, lemurosas, y stamine, lino e lana, trick-e-track, tre baianas. Trick-e-track, trick-e-track, es tempus de ser esposas pensende, quizá tantas cosas. Ei, te guido tu sinarana, trick-e-track, tre baianas. A te ser intrapriosas, Vito, lemurosas, y stamine, lino e lana, trick-e-track, tre baianas, es tempus de ser esposas, pensende tantas cosas, e te guido tu sinarana, trick-e-track, tre baianas. Su coro di Diaghe del suo direttore, il maestro Piero Concu, e dei suoi straordinari interpreti che ormai da 20 anni lo rendono grande e immenso. Vorrei che voi rimaneste qua perché è il momento, come dire, istituzionale dei Sardigna Eras, il momento in cui il primo cittadino o chi per lui ne fa le veci e lo sostituisce in questa maniera, direi più che degnamente, perché lo dico con grande semplicità, fra un Carlo Soggiu che mi passa davanti e un'Elvira Daloi che mi passa davanti, se permettete, c'è una piccola grande differenza. Infatti chiamo immediatamente l'assessore alla cultura a tutto ciò che in questo momento noi vogliamo darle di delega, perché le merita tutte. Ladies and gentlemen, signore e signori, Elvira Daloi. Ma presentazioni così! Sei esagerato. Cosa abbiamo rotto? Il microfono. Beh, buonasera a tutti, fa piacere avere una presentazione del genere, ma lui lo fa con tutte, l'ho sentito anche altre volte, quindi è così. Quindi. Allora, come diceva Sebastiano, è stato spronato dalla sottoscritta, però come vedete i fatti parlano, no? Ci abbiamo visto bene ed è giusto che Sardigna Eras continui, che continui sempre, tant'è vero che ce lo siamo promessi, mi sembra anche l'anno scorso, e siamo qui. L'anno scorso abbiamo iniziato dopo il Covid con una serata, quest'anno siamo a 2 più la mostra, una mostra bellissima, invito tutti ad andare a visitarla per chi non lo avesse ancora fatto. Basta, io non dirò altro perché sono i fatti che parlano, non devo parlare io. Io dico che va bene così, dico anche che siccome il prossimo anno ci sarà la 13ª edizione. Prima il compleanno a dicembre, scusa, vogliamo non festeggiare? E quindi ci sarà il compleanno a dicembre. Ma io mi stavo proiettando ancora più in là, perché stavo pensando a quando a Blois che voterete.
Chissà perché io ti vedo con la fascia tricolore, così mi... Ma... Questo mi vuole bruciare. Ecco come funziona. Va bene, non lo dico. Aspetta che abbiamo il dono floreale che Sebastiano passa giornate intere a fare le prove per questi momenti. E soprattutto per questo momento. Grazie Elvira. A 100 anni da va, come dicono a Sassari, che dirvi ragazzi? Io vi devo ovviamente adesso licenziare semplicemente dicendovi grazie perché da 20 anni ci frequentiamo e spero che non ci lasceremo mai. Vabbè, mi è venuta la lacrimuccia. Sugoro de Viaghe, signore e signori, grazie di cuore.